nasce il patto anticrisi. A Vicenza i sindaci si alleano con gli industriali e i commercianti contro la manovra del governo. Non vogliamo morire di fame con le dispense piene, attaccano i comuni strozzati dal patto di stabilità. Sarebbe stupido che i colori politici ci impedissero di fare dei ragionamenti che sono obbligati se vogliamo tenere l'economia, se vogliamo aumentare la ricchezza. Se non si produce, qui finiamo male. E quindi questo tavolo era un tavolo preoccupato, ma assolutamente positivo. Dopo 2 ore di confronto tra le forze vive del Nord-Est, a Vicenza Achille Variati annuncia che è stato stilato un documento congiunto, azioni concrete da contrapporre alla manovra depressiva del governo. Noi stiamo nel territorio, assieme agli imprenditori, assieme a chi produce, abbiamo interesse che ci sia sviluppo anche e soprattutto per i giovani, per poter dare servizi. A noi interessa questo, poche parole e cose concrete. Riusciranno i sindaci a salvare l'Italia? Io non lo so se i sindaci riusciranno a salvare l'Italia, so che l'Italia è dei sindaci, quindi se non ci svegliamo noi. L'Italia dei sindaci si desta. Il documento congiunto prevede l'eliminazione del patto di stabilità per i comuni virtuosi, meno burocrazia, l'aggregazione dei servizi comunali, la salvaguardia dei patrimoni pubblici, l'agevolazione delle aziende venete, l'incentivazione dei giovani, una riforma fiscale e più investimenti sul turismo. Metteremo insieme le convergenze atte allo sviluppo della nostra regione, le presenteremo alla politica e vedremo se la politica si saprà assumere le proprie responsabilità. E se non sarà così? Io mantengo una posizione ottimistica, altrimenti sarebbe un guaio.